Buongiorno, benvenuti al TG Sicilia. Le principali notizie. Cadò in cambio di sesso, arrestato a Messina l'insegnante del tecnico commerciale IACI accusato di atti sessuali con un minorenne. Intanto spunta una seconda inchiesta parallela. Palermo ha chiesto il giudizio immediato per i 6 maggiorenni del branco che nel luglio scorso hanno violentato una 19enne al Foro Italico, filmando e vantandosi nella rete. Maxi confisca a 3 imprenditori del Trapanese, 200.000 euro sono finiti a chi si occupava di Messina Denaro quando era latitante. Antidroga, arrestato a Niscemi un pensionato che aveva trasformato lo scantinato in una piantagione di marijuana con 1100 piante. Sfiora il 30% in più il rincaro sui biglietti aerei che i siciliani devono pagare per volare, aumenti anche su bus e treni, la testimonianza dei giovani obbligati a pagare caro il ritorno in Sicilia a Natale e c'è chi rinuncia. Grazie a un emendamento del Senato, la Sicilia è costretta a partecipare con 1.300.000.000 di euro di propri fondi alla realizzazione del ponte sullo Stretto. Il denaro era destinato a depurazione, rifiuti, infrastrutture. Il sogno di 8 bambini catanesi, gli United Beats, diventa realtà. Trionfano al Sanremo delle scuole sul palco dell'Ariston. Calcio, disastro Catania, i rossazzurri perdono la seconda partita consecutiva in campionato, l'ottava della stagione, al Massimino vince il Sorrento 1-0. A gennaio la squadra sarà rivoluzionata. Bentrovati, è stato arrestato il docente d'inglese dell'istituto IACI di Messina, accusato di aver avuto rapporti sessuali con un minorenne suo studente. Intanto ci sarebbe un'altra inchiesta parallela. Francesco Triolo. Sono scattate nella notte le manette nei confronti di Giulio Chiofalo, 35 anni, docente di inglese dell'istituto IACI di Messina, accusato del reato di atti sessuali con minorenne. L'ordinanza di custodia cautelare firmata dalla GIP Tiziana Alleanza su richiesta del sostituto procuratore Roberto Conte è stata eseguita dai carabinieri che stanno portando avanti l'inchiesta scattata nello scorso ottobre, dopo la denuncia della madre di un 17enne che avrebbe avuto dei rapporti sessuali con l'insegnante. La donna si sarebbe insospettita dei regali costosi che il docente avrebbe fatto al giovane, 2 scooter, 2 telefoni cellulari, una PlayStation, regali prima per la richiesta di foto e video, poi per gli atti veri e propri. Un'inchiesta seguita personalmente dal procuratore facente funzioni Rosa Raff e dal procuratore per i minorenni Andrea Pagano, e proprio al Tribunale dei minori sarebbe aperta una seconda inchiesta perché il professore avrebbe detto di essere stato sottoposto ad estorsione da parte di alcuni ragazzi. Il docente da ottobre è stato sospeso dall'attività di insegnamento e gli inquirenti lo hanno sentito più volte, come hanno sentito 3 ragazzi che risultano indagati, qualche insegnante dell'istituto ed altri studenti come persone informate dei fatti, anche di un altro liceo dove il 35enne aveva insegnato, e l'esito degli interrogatori potrebbe aprire nuovi clamorosi capitoli dell'inchiesta. Una brutta storia che i carabinieri stanno pian piano scoprendo anche dall'analisi di PC, smartphone e della messaggistica tra il docente e gli alunni prima e dopo gli incontri. Palermo ha chiesto il giudizio immediato per i 6 maggiorenni del branco che nel luglio scorso hanno violentato per ore una 19enne al Foro Italico, filmando lo stupro e vantandosi con messaggi in rete. Un 7° imputato, all'epoca minorenne, sarà giudicato a parte. Lorena Dolci. Le prove sono ritenute evidenti, non ci sarà udienza preliminare, si va direttamente in aula. La Procura di Palermo ha chiesto il giudizio immediato per 6 dei 7 ragazzi accusati dello stupro della 19enne palermitana il 7 luglio scorso al Foro Italico. Sull'istanza chiesta dal procuratore Maurizio De Lucia e dall'aggiunto Laura Vaccaro, adesso dovrà decidere il GIP. Nei confronti dei 6 maggiorenni, i magistrati dunque vogliono accorciare i tempi del processo. Quanto alle prove, lo stupro fu ripreso con il cellulare
cellulare dal più grande del gruppo, di cui la 19enne era innamorata. Volevo stare solo con Angelo Flores, ha ribadito la ragazza, non volevo un rapporto di gruppo. Quei video sono oggi una delle maggiori prove a carico degli indagati, tutti ancora detenuti. La giovane, che li ha denunciati subito, li ha poi riconosciuti quasi tutti e ha già affrontato l'incidente probatorio. Ha raccontato di aver incontrato il gruppo alla Vucciria, di avere bevuto e di essersi allontanata con loro, raggiungendo un cantiere abbandonato al Foro Italico. Qui fu brutalizzata per ore, come ammesso dagli stessi imputati, registrati di nascosto, ma anche messaggi in cui si vantavano di ciò che avevano fatto. Adesso i 6 potranno chiedere il giudizio abbreviato, che darebbe loro diritto ad uno sconto di pena di 1/3. Il 7º, all'epoca minorenne, comparirà davanti ai giudici minorili. La ragazza vive oggi in una comunità protetta dove ha subito anche intimidazioni e critiche via social. Molte donne hanno paura di denunciare per vergogna, aveva scritto in una lettera aperta. Non dobbiamo essere noi a vergognarci, ma chi osa sfiorarci senza il nostro consenso. Flagranza differita. Applicata per la prima volta in Sicilia, a Gela, la nuova norma del Codice Rosso che consente l'arresto di stalker per reati commessi anche prima della denuncia e documentati con video o testimonianze. Ad essere arrestato per atti persecutori un uomo accusato di pedinare e minacciare l'ex moglie, proibendole anche di andare in giro, e l'ex suocera. Confiscati a 3 imprenditori del Trapanese 15 immobili e un terreno di 60 ettari, valore 1,5 milioni di euro. In un giro di compravendite si scopre che 200.000 euro sono finiti a chi si occupava di Messina Denaro quando era latitante. Laura Spanò. Una compravendita che avrebbe fruttato tanti soldi destinati alla latitanza di Matteo Messina Denaro. La vicenda fu scoperta nel corso delle indagini di DIA e Carabinieri di Trapani, culminata nell'operazione antimafia Pionica. Il provvedimento odierno, eseguito dalla DIA, riguarda 15 immobili e un terreno di 60 ettari che si trova a Santa Ninfa nel Trapanese, valore complessivo della confisca 1,5 milioni di euro. Il provvedimento è stato emesso alla Corte d'Appello di Palermo nei confronti di 3 imprenditori di San Giuseppe Ato: Ciro Gino Ficarotta, il figlio Leonardo, e il nipote Paolo Viverito. La Corte d'Appello di Palermo ha confermato il provvedimento emesso alla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trapani. Ficarotta, il figlio e il nipote, nel marzo del 2018 furono coinvolti assieme ai boss di Salemi e Vita, Michele Gucciardi e Salvatore Crimi, in un blitz che fece scoprire come la mafia del Belice era riuscita a giudicarsi all'asta la tenuta di Giuseppa Salvo, moglie di Antonio Maria Salvo, nipote di Nino e Ignazio, esattori mafiosi di Salemi. Formalmente la tenuta era stata acquistata da Roberto Nicastri, fratello di Vito, soprannominato il re dell'eolico, e poi ceduta alla VF Agricola di Ficarotta e Viverito per 530.000 euro. Il prezzo di vendita reale dei terreni era notevolmente superiore a quello dichiarato negli atti notarili. Ciro Ficarotta avrebbe versato la differenza, circa 200.000 euro in contanti, nelle mani degli uomini di Cosa Nostra per la loro intermediazione immobiliare. Quei soldi sarebbero serviti per finanziare la latitanza di Matteo Messina Denaro. 21 persone indagate, blocco immediato dei siti di live streaming delle più note piattaforme televisive. È il bilancio di una vasta operazione della polizia contro la pirateria audiovisiva. Perquisizioni in diverse città, comprese Catania, Messina e Siracusa. Emanuela Corsi. Una rete criminale dedita alla pirateria televisiva che operava in diverse città italiane, tra cui Catania, Messina e Siracusa. 21 persone indagate e blocco immediato dei siti di live streaming e del flusso illegale delle IPTV, Internet Protocol Television. È il bilancio dell'operazione contro i pezzotti dello streaming TV condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla DDA della Procura di Catania. Secondo le indagini, l'associazione criminale era organizzata in modo gerarchico, con ruoli distinti e ben precisi. Al momento le perquisizioni disposte dalla Procura distrettuale di Catania hanno consentito il sequestro di numerosi pannelli di controllo dei flussi IPTV che servivano oltre 50.000 utenti. Un giro che fruttava mensilmente svariati milioni di euro. Per eludere i controlli, inoltre, gli indagati facevano uso di applicazioni di messaggistica crittografata, identità fittizie e documenti falsi. Questi ultimi sono stati utilizzati anche per l'intestazione di utenze telefoniche, di carte di credito, di abbonamenti
impianti televisivi e noleggio di server. Su varie piattaforme gli utenti potevano anche sottoscrivere abbonamenti mensili sempre per la visione illegale dei contenuti. Oltre a Catania, Messina e Siracusa, la rete operava anche a Cosenza, Alessandria, Napoli, Salerno, Reggio Emilia, Pisa, Lucca, Livorno e Bari. Per i 21 indagati le accuse sono di associazione per delinquere a carattere transnazionale, finalizzata alla diffusione di palinsesti televisivi ad accesso condizionato, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, accesso abusivo ad un sistema informatico, frode informatica. Catania andrà a processo nel settembre 2024 il direttore dell'urbanistica del comune, Biagio Bisignani, con altri 4 imputati. L'accusa è di abuso d'ufficio e falso per avere violato le prescrizioni del piano regolatore, avendo concesso a una società di costruire un supermercato Eurospin a Cibali in un'area destinata a edilizia scolastica e verde. Il difensore respinge le accuse e parla di piena legittimità dell'operato di Bisignani. Arrestato per coltivazione di marijuana un pensionato di Niscemi denunciato anche per furto di energia elettrica. Gli agenti, colpiti dal forte odore dell'erba che proveniva da un edificio, si sono trovati davanti un insospettabile uomo, professionista delle coltivazioni indoor. Roberta Lunghi. C'era un inconfondibile odore di marijuana tra le vie del centro di Niscemi, un comune del Nisseno. Ad avvertirlo l'equipaggio di una volante della polizia, che ha iniziato a insospettirsi tanto da coinvolgere l'intervento dei colleghi della sezione narcotici di Caltanissetta, per i quali è stato facile localizzare lo stabile dal quale proveniva quell'odore. Meno facile invece convincersi del fatto che proprio il 76enne che con fare circospetto entrava in quella casa fosse il coltivatore della piantagione che è stata ritrovata, sequestrata ed estirpata nel piano interrato all'interno dell'immobile di proprietà dell'anziano, che è stato colto in flagranza e posto agli arresti domiciliari. Con stupore i militari si sono trovati davanti a un insospettabile professionista del settore che aveva ben 1100 piante con sistema per la coltivazione indoor altamente specializzato, munito di un impianto di irrigazione, illuminazione, aerazione e ventilazione professionali. Una volta immessa sul mercato, la droga avrebbe potuto fruttare centinaia di migliaia di euro e, come se non bastasse l'attività illecita scoperta, i militari hanno constatato, grazie ai tecnici Enel, che l'anziano, per garantirsi a costo zero l'illuminazione e il calore per la crescita delle piante, con fari molto potenti, aveva manomesso l'impianto di distribuzione, riuscendo a compiere un furto di energia elettrica stimato in 10.000 euro ogni mese, che si aggiunge alle accuse di coltivazione di marijuana. Sfiora il 30% il salasso che i siciliani devono pagare in più per volare con gli aeroplani, e oltre ai rincari su bus e treni. Ecco la storia dei giovani che devono raggiungere la Sicilia natale pagando prezzi alle stelle e di chi per questo ha rinunciato. Francesco Aloi. Aiutateci, siamo fuori sede e vogliamo tornare a casa per Natale. Un biglietto aereo costa 400 euro solo l'andata. Lo denunciano anche Sansoni, lo vive chi viaggia per vacanza o necessità. Periodo di festa, anche quest'anno, significa caro voli. Decollano gli aerei, ma decollano anche i prezzi dei biglietti, nonostante l'impegno della regione. Volevo acquistare un biglietto aereo per tornare per le festività di Natale a Messina, ma i prezzi oscillavano tra i 200 e i 250 euro solo andata senza bagaglio. Ho deciso quindi di optare di acquistare un biglietto del treno di all'incirca 100 euro da Milano a Villa San Giovanni. Soltanto i residenti che arrivano da Milano o Roma diretti in Sicilia hanno uno sconto del 25% che diventa 50% per studenti, invalidi e persone a basso reddito, ma anche così il prezzo resta alto. Molte persone che conosco quest'anno hanno rinunciato a rientrare dalle loro famiglie o affronteranno fino a 24 ore di viaggio. Penalizzato chi torna in Sicilia da altri aeroporti. Lei per un Firenze-Catania andata e ritorno ha speso quasi 500 euro. Sono costati tra andata e ritorno 480 euro. E se non li avesse pagati mio padre non sarei nemmeno potuta scendere. E così trascorrere le feste a casa significa mettere mano al portafogli ed uscire a cifre esorbitanti. Più volte il presidente della regione Schifani ha parlato di speculazione, invitando tutti alla mobilitazione sociale.
Confermato al Senato lo scippo dei fondi stabilito da Roma ai danni della Sicilia per la realizzazione del ponte sullo Stretto. Sbarramento dei leghisti in difesa del ministro Salvini. A Palermo l'assessore all'economia ribadisce che la vicenda non incide sulla finanziaria. Manlio Viola. Lo scippo è compiuto, la Sicilia parteciperà con 1 miliardo e 300 milioni di euro di propri fondi alla realizzazione del ponte sullo Stretto, ma non lo farà di propria volontà. È arrivato 2 notti fa l'ok della Commissione Bilancio del Senato all'emendamento che rimodula i fondi stanziati per il ponte, vincolando una grossa fetta dei fondi FSC destinati alla Sicilia proprio a questo progetto. Adesso è piovuto sui lavori per la finanziaria il documento trasmesso da Roma. Una scelta che ha già causato uno scontro fra il governatore Renato Schifani e il ministro Matteo Salvini. La regione infatti aveva detto di sì, ma ad un importo di 960 milioni di euro. Roma invece ha prelevato d'imperio 340 milioni in più. Di fatto si tratta di una fetta delle risorse disponibili, quasi 6 miliardi, che dovrebbero andare all'isola nel settennio di programmazione 2021-2027. Soldi destinati agli impianti di depurazione che nella programmazione 14-20 pesavano per oltre 1 miliardo e 200 milioni di euro, ma anche a quelli di riutilizzo dei rifiuti differenziati, passando per le infrastrutture stradali, i fondi per le periferie delle grandi città, i progetti su istruzione e formazione, la prevenzione del dissesto idrogeologico. Insomma, il conto per la Sicilia rischia di essere salatissimo. Ma oggi su questa scelta si registra il fuoco di fila dei leghisti siciliani in difesa della scelta appunto di Salvini. Per Valeria Sudano si tratta di un impegno concreto, anche perché i fondi FSC per la Sicilia sono molti di più e ammontano a 6 miliardi e 600 milioni. Identica alla posizione del senatore Nino Germanà, mentre il commissario della Lega nell'isola ed eurodeputato Annalisa Tardino fa notare come sia stato raggiunto a Bruxelles l'accordo politico per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto TEN-T, che per la Sicilia significa la conferma di un progetto di sviluppo che parte dalla connessione fisica all'Europa per il tramite del ponte sullo Stretto, confermato nelle mappe sia per il ferroviario che per lo stradale. Percorsi a ostacoli e strade dissestate per raggiungere i comuni nelle Madonie, il viaggio può diventare un'odissea. Le voci dei residenti ormai esasperati. Marco Gullà. Residenti esasperati, esausti, così non possiamo andare avanti, dicono. Siamo nelle Madonie e per raggiungere alcuni paesi come Caltavuturo, Scalafani Bagno o Gangi, le strade sono a tratti impercorribili. Una situazione che va avanti da anni. Qui anche i pendolari che ogni giorno devono raggiungere le Madonie per lavoro dicono: stiamo distruggendo le nostre macchine. Siamo nel cuore delle Madonie, a pochi chilometri da Cerda, Caltavuturo, paesi che tra l'altro vengono raggiunti quotidianamente anche da pendolari palermitani, ed ecco in che condizioni è la strada principale che poi conduce a questi paesi delle Madonie. Davvero imbarazzante, dissestata, sto usando un eufemismo, lo vedete anche dalle immagini, insomma quasi impercorribile questa arteria che poi, come abbiamo già detto, conduce ai principali paesi madoniti. Ormai sono anni che viaggiamo in questo modo, proprio una strade disastrate completamente. Le macchine le stiamo distruggendo, però non abbiamo alternative, non abbiamo come fare. Questa è l'arteria principale? Sì, quella che ci porta all'autostrada, altrimenti dovremmo girare da Tremonzelli ma allungare parecchio, una decina di chilometri, quindi siamo costretti a prendere tutti i giorni questa. Ci sono strade davvero impercorribili sì, su queste? Sì, speriamo che insomma si possa fare qualcosa il prima possibile. E poi cantieri, strade interrotte, in alcuni tratti si procede quasi a passo d'uomo, una situazione infrastrutturale che penalizza principalmente gli abitanti madoniti. Da Trecasagna al palco dell'Arison si chiamano United Beats, hanno tra gli 8 e i 10 anni e con il singolo One Day hanno trionfato al Jeff, il Sanremo delle scuole. Li ascoltiamo nel servizio di Emanuela Corsi. Si chiamano Michele, Giordana, Esther, Greta, Francesca, Giulia, Alberto e Marco e assieme formano gli United Beats, una band di alunni dell'Istituto Comprensivo Ercole Patti di Trecastagni in provincia di Catania. Il gruppo di giovanissimi talenti ha trionfato a Sanremo sul palco dell'Ariston alla 24esima edizione del Jeff, il Festival internazionale della musica scolastica, con il singolo One Day.
Questa esperienza a Sanremo è stata davvero emozionante, salire su quel palco davanti a migliaia di persone. È un'emozione che ti fa tremare subito le gambe. Io vorrei che questa band continui ancora per molto tempo. A scrivere la musica e il testo di One Day, Michele Zelanda, di soli 10 anni. La canzone One Day nasce un pomeriggio mentre che stavo suonando una canzone di Lucio Battisti. Ho preso carta e penna, mi sono messo a scrivere e sono riuscito a tirare fuori questa bellissima canzone. Dietro questa impresa la maestra Giovanna Monterosso, che da 24 anni insegna musica all'Ercole Patti. La cosa bella è stata anche fare passare il messaggio che non è tanto importante la difficoltà di quello che si sta facendo in quel momento, ma l'importante è costruire qualcosa insieme, facendo ciascuno quello che riesce a fare meglio. Arrivare ai primi a Sanremo, a un festival internazionale in competizione con altre circa 30 nazioni, per noi è stato veramente una grandissima soddisfazione. È un motivo di gioia per noi come comunità. Intanto devo fare i complimenti al dirigente, al corpo docenti e soprattutto al talento dei ragazzi. Dopo il successo di One Day, Michele e gli United Beats hanno in cantiere una nuova canzone che parla della guerra, vista con gli occhi di un bambino. Tutto quello che sta succedendo ora, la guerra in Israele, la guerra in Ucraina, allora ho deciso di scrivere questa canzone per sensibilizzare, ecco. Complimenti davvero agli United Beats. Adesso facciamo una breve pausa, tra poco ci occuperemo del calcio, la crisi del Catania all'8ª sconfitta in campionato. State con noi. Eccoci insieme con il calcio, un Catania che non sa più segnare, perde in casa 1-0 con il Sorrento, è l'8ª sconfitta stagionale, la 4ª al Massimino. A gennaio ci saranno tanti cambiamenti. Marco Carli. Il deserto del Massimino, vuoto dopo le decisioni seguenti alla partita col Pescara, fa il paio con il deserto in zona gol del Catania, senza Di Carmine infortunato e Sarao sul mercato e con Dubiscas fra i prossimi partenti. Lucarelli schiera De Luca in avanti, ma per la seconda volta consecutiva in campionato i rossazzurri restano all'asciutto. E il problema non è solo questo, sta come sempre nell'atteggiamento della squadra che sbaglia approccio e che piano piano consegna la partita al Sorrento. Sta nel fatto che al primo vero tiro in porta gli etnei prendono gol, è successo pure con i campani. De Francesco conclude da grandi distanze e trova un poco reattivo Beters e la rete dello 0-1. Nella ripresa il Catania ci prova in modo poco ordinato, ma il gol non arriva, anche in situazioni che appaiono più che favorevoli. Lucarelli schiera anche 4 punte contemporaneamente, ma senza risultati. Le somme le tira Rocca. Non possiamo neanche mancare dal punto di vista dell'atteggiamento, come è successo oggi, soprattutto il primo tempo, perché ci siamo fatti mettere sotto degli avversari e questo soprattutto in casa non deve succedere, e diverse volte in diverse partite abbiamo sbagliato da questo punto di vista. 8 sconfitte in 18 partite, il girone d'andata disastroso del Catania raccontato in cifre. Ora Benevento e poi col mercato tanto cambierà in una squadra senza mordente. Se prendiamo le prestazioni di Messina e di oggi, chi rimane a Catania? Se non siamo neanche con le gambe e con la testa completamente recuperata diventa complicato, questo lo sappiamo, però io sono, diciamo, molto lucido, nel senso che ho già capito tutto, quello che c'era da capire ho già capito tutto. Il cerchio si stringe attorno a chi? Attorno a chi per 30 anni ha consentito di spassarsela indisturbato a Messina Denaro. Ci hanno raccontato per troppo tempo la favola della primula rossa imprendibile, mentre lui, per dirne una, se ne stava in panciolle con cognac e sigaro a casa di una delle sue amanti. Vi ricordate la fotografia? Adesso però la musica è cambiata. La procura di Palermo e i Ross l'hanno arrestato dopo pochi mesi di indagini esemplari. Sanno per certo che Martina Gentile, figlia di un'altra delle fidanzate del boss e che fa tanto la commossa come una figlia, è accusata di favoreggiamento aggravato e, cito, questo lo dice la procura, era strategicamente al centro, accanto alla madre Laura Bonafede, del sistema di assistenza e protezione di Messina Denaro. Così la procura. Insomma, portava i pizzini del capo a Palermo e prima o poi le converrà dirci a chi.
in quali ambienti del capoluogo sapevano tutto del latitante e impedivano che fosse preso. E di oggi, avete visto, la notizia del sequestro dell'azienda agricola di San Giuseppe Jato, valore 1,5 milioni di euro all'incirca, insomma rivenduta con un giro d'affari complicato, rivenduta da 3 imprenditori palermitani con un'importante maggiorazione di prezzo, destinato in parte, dicono sempre gli investigatori, guarda caso, al mantenimento della latitanza di Messina Denaro. Dunque sappiamo che a proteggere e foraggiare la cosiddetta primula rossa c'erano anche degli imprenditori, sempre in zona Palermo. Non c'è dubbio, il cerchio si stringe, presto arriveremo a conoscere chi e a quali livelli ha consentito un 30ennio di libertà a un mafioso stratista condannato per Capaci e via D'Amelio. Ci fermiamo qui, prossimo appuntamento con TG Sicilia alle 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.